Vi saluto a nome dell'Associazione Nino Carus, saluto e ringrazio in particolare gli attori di questa tavola rotonda, non li elenco perché li vedete nelle slide, comunque li ringrazio. Ringrazio Gianni Muro anche a nome dell'associazione che coordina in qualità di componente del comitato scientifico dell'Associazione Nino Carus. Poi non posso fare a meno di ringraziare ancora una volta il direttore del Centro Servizi Culturali che ci ospita sempre con grande cortesia e con molta disponibilità. Non è presente alla tavola rotonda Filippo Spano, ieri è morto purtroppo il babbo, oggi si svolgono i funerali, quindi possiamo capire, anzi gli esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Grazie a tutti per la presenza. Perché questo incontro su un tema così importante? Trasporti e logistica. Sicuramente perché è un problema molto attuale, legato anche allo sviluppo del nostro territorio, ma non solo del nostro, ma di tutta la Sardegna, ma perché noi con questo convegno, incontro, questa tavola rotonda, completiamo un po' il percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa con alcune iniziative. Mi riferisco in modo particolare agli incontri sulla cultura e il distretto culturale, fatto qui a Macomer, e poi l'incontro di Ludine sul parco, sull'ambiente e sul parco del Gennargentu. Due progetti molto importanti e due tappe di questo percorso che noi vogliamo completare oggi con il terzo tassello. La cultura e il distretto culturale, perché riteniamo che la cultura sia un volano, come si dice, dello sviluppo, ma cultura significa anche sviluppare il turismo, sviluppare la formazione, sviluppare i servizi, sviluppare l'agroalimentare, cioè un sistema integrato che vede la cultura che traina gli altri settori dell'economia, della nostra economia. Altrettanto per il parco del Gennargentu, l'ambiente, però l'abbiamo chiamato un nuovo parco del Gennargentu, perché l'ambiente, il parco, anche qui deve crescere dal basso, deve essere espressione delle popolazioni, non più quegli strumenti creati in altre sedi a Roma o Cagliari. Quindi attraverso la cultura e l'ambiente noi vogliamo attivare un nuovo processo di sviluppo. Ci riusciamo, sono queste le tappe importanti, noi le abbiamo poste sul tappeto e non siamo soli, la stessa Confindustria ha inserito nel programma e segue con impegno questi due temi. Superiamo certamente le polemiche perché non sono necessarie, certo, è giusto un confronto molto aperto, molto franco, ma credo che alla fine bisogna trovare la condivisione e l'unità su un progetto unitario. Oggi parliamo dei trasporti e della logistica ed è il terzo tassello di questo nuovo processo di sviluppo che noi abbiamo cercato di individuare e di costruire assieme a voi, non da soli, perché l'associazione chiede il confronto, non è che impone e che non è un'istituzione che ha tra i suoi compiti quello di indicare, di attuare dei progetti. Noi proponiamo dei progetti, sono poi le istituzioni, le forze sociali, le forze politiche a mandare avanti questi progetti. Quindi perché parliamo di logistica e di trasporti? Perché con questi due argomenti noi vogliamo rilanciare le aree industriali di Ottana e di Tossilo, con la proposta di intervenire su servizi efficienti e funzionali, senza i quali credo che non sia possibile oggi attivare imprese economiche e competitive. Quindi 3 tasselli di questo processo: la cultura e il distretto culturale, l'ambiente, il parco del Gennargentu, l'industria manifatturiera e le piccole e medie industrie. Ecco, questo in sintesi il nostro disegno di sviluppo che noi abbiamo proposto alle
alle popolazioni del territorio del Marghine, non solo del territorio del Marghine ma anche delle aree montane del Gennargentu. C'è un punto importante e finisco. Questi progetti non è che possano nascere nelle sedi solo dei partiti o di forze strane al processo di sviluppo che deve caratterizzare il nostro territorio. Deve nascere nelle popolazioni, nei consigli comunali, tra le forze sociali, deve essere un progetto condiviso. Le popolazioni, i consigli comunali, i sindaci devono essere protagonisti di questo sviluppo. Il territorio deve tornare ad essere protagonista, senza aspettare che siano altri a proporre i progetti, idee estranee al nostro... Cioè costruiamo assieme, qui ci sono alcuni sindaci, costruiamo assieme questo e attiviamo questo nuovo processo di sviluppo. Quindi il territorio è protagonista, non a caso noi abbiamo invitato il sindaco di Macomer, Antonio Sugu, che ringrazio, farà probabilmente anche il sindaco di Ottana, proprio per manifestare l'esigenza di questa unità, di questa necessità di costruire assieme il futuro. Macomer e Ottana assieme per rappresentare un territorio che deve procedere in modo unitario e in modo coordinato. Ecco, io finisco qui ringraziando nuovamente tutti. Due cose. Il 29 sarà nostro ospite in questa sala il giornalista Gian Antonio Stella, presenteremo gli ultimi suoi libri, ma certamente parleremo di temi importanti quali il paesaggio, l'ambiente, le bellezze e le ricchezze culturali che ha la Sardegna e non solo la Sardegna. Grazie a tutti nuovamente.